dominato per 89 minuti più recupero, anche il pari sarebbe andato stretto. Ed invece il Padova torna a casa dal big match di Mestre addirittura con una sconfitta. Un incontro, quello del Baracca, che ha confermato le qualità della squadra di Varrella, capace di imporre il gioco ai pur quotati avversari praticamente per l'intero svolgimento della gara. Ma è il Mestre alla fine a tornare in testa al girone A della Serie C2, perché alla squadra di Costantini è praticamente bastato davvero solo il rigore concesso da Grilli di Gubbio al primo minuto per fallo di Antonioli su Pellegrini. La prima occasione, appunto, partendo dal calcio d'inizio, la costruisce il Mestre. L'inserimento in area di Pellegrini viene contrastato da Antonioli, per l'arbitro c'è fallo e dunque è calcio di rigore. Il Padova si lamenta, rivediamo tra breve al rallentatore il fallo ravvisato dal direttore di gara. Per l'arbitro comunque non ci sono dubbi e sul dischetto si porta Polesel per affrontare Finucci dagli 11 metri. Tira dunque il fantasista veneziano, Finucci intuisce, ma il pallone si infila ugualmente in rete. Dunque al primo affondo Mestre 1, Padova 0. Mestre che dopo qualche minuto di gioia, logicamente, si trova costretto ad effettuare già una sostituzione. Siviero, infortunato, esce in Barella, al suo posto entra Favaro. Al decimo ancora il Mestre in avanti con questa occasione che sfuma a lato e l'arbitro ammonisce nell'occasione Antonioli che protesta per un fallo non ravvisato dal direttore di gara. Poi il Padova si lamenta nuovamente al 17esimo, Favaro affronta Pittaluga appena all'interno dell'area, per l'arbitro è tutto regolare e probabilmente, come vedremo tra breve nella ripresa dal basso, l'arbitro vede bene anche in questa occasione. Al 18esimo occasionissima per il Padova e Centofanti che ha la palla buona sui piedi, ma l'esterno sinistro del centrocampista si spegne sul fondo. Rivediamo ancora il tiro di Centofanti solo all'interno dell'area, pallone che termina però sul fondo. Poi lo stesso Centofanti, e siamo al 26esimo, viene ammonito dall'arbitro. Padova sempre in avanti, c'è un tiro al volo di Centofanti, ribattuto. Il pallone comunque staziona ancora all'interno dell'area delle Mestre, il cross di Pietranera, il tiro al volo di Bergamo, il pallone che termina alto di poco. Rivediamo ancora la conclusione del centrocampista di un Padova che continua a tenere costante la pressione nell'area mestrina. Calcio di punizione di Ferronato al 33esimo, il colpo di testa di Tomei, Pellegrini comunque porta il pallone oltre la linea di fondo. Al 39esimo ci prova anche Pietranera, ma il tiro si spegne sull'esterno della rete. E dal 43esimo il Padova colpisce il primo palo della sua partita sul campo del Baracca. Il tiro cross di Caminati dalla linea di fondo si infrange infatti sul legno alla sinistra del portiere mestrino. Mestre che si fa vivo al 45esimo, Pasca ha un'occasionissima, si trova tu per tu con Finucci, ma tira debolmente tra le braccia del portiere. Dunque finisce 1-0 il primo tempo tra Mestre e Padova, con la tensione della gara che si vede già nell'intervallo, quando un isolato sostenitore mestrino entra all'ingresso del terreno di gioco andando verso la curva del Padova, ma viene portato fuori a forza dalle forze dell'ordine. Il secondo tempo ricomincerà comunque con il Padova in avanti. Al secondo c'è un inserimento in area di Pittaluga fermato tra Pellegrini e Piovesan. Il Padova si lamenta per il rigore, ma anche in questo caso l'arbitro vede bene in quanto il fallo c'è, ma è al limite dell'area. Sulla punizione tira Ferronato ed è traversa piena. Dunque il Padova sempre sfortunato con questo calcio di punizione per il secondo legno dell'incontro bianco-scudato. Ferronato è sicuramente il più positivo in questo secondo tempo, ci prova ancora su punizione al quarto con il pallone che termina però di poco a lato. Punizione anche per il Mestre con tiro deviato in calcio d'angolo da Finucci e siamo al settimo. Al 16esimo ancora Ferronato riesce a prodursi un ottimo affondo, si trova tu per tu con il portiere mestrino ma tira sul palo e sono 3. Al 26esimo, mentre rivediamo ancora il tiro di Ferronato che si spegne sul palo, Varrella prova a cambiare la coppia d'attacco. Entrano Baglieri e Gasparetto, escono Pittaluga e Pietranera, ma i risultati, come vedremo, non cambieranno.
Al 27esimo si fa vivo di nuovo il Mestre, errore di Tomei, tiro di Pasca con pallone che attraversa tutto lo specchio della porta prima di spegnersi sul fondo. Ed andiamo ai minuti conclusivi, ancora Ferronato impegna Cima in calcio d'angolo al 46esimo, nuovamente su questo calcio di punizione con la bella risposta del portiere Mestrino. Al 46esimo scoppia un mortaretto lanciato dalla curva dei tifosi padovani vicino all'arbitro che ne esce rintronato. E si gioca ancora per 6 minuti, mentre vediamo l'arbitro che chiede l'intervento dei sanitari. Ancora al 47esimo Pado in avanti, cross di Centofanti, chiuso però in calcio d'angolo dai difensori del Mestre. E l'ultimo affondo di marca bianco-scudata è ancora di Ferronato al 51esimo, ma Cima fa buona guardia. Dunque finisce 1-0 per il Mestre di Costantini che torna in testa alla classifica. E fuori dello stadio, mentre in campo esplode la gioia dei tifosi arancioneri e dei giocatori arancioneri, dicevamo fuori del campo succede quello che non vorremmo mai vedere sui terreni di gioco, cioè disordini con macchine rovinate, con tifosi che si lamentano, insomma una bella giornata di festa rovinata proprio oltre il 90esimo. L'analisi è semplice, siamo partiti fortissimo, abbiamo trovato il gol dopo neanche un minuto su calcio di rigore nettissimo e poi da lì abbiamo costruito una gara di contenimento molto bene secondo me nella prima frazione. Nel secondo tempo abbiamo avuto dei problemi perché Ferronato si muoveva molto bene dietro la linea dei miei centrocampisti e non riuscivamo ad arginarlo. In alcune occasioni abbiamo avuto un pizzico di fortuna, in una direi in particolare, però insomma si sa, ci vuole per vincere, ci vuole anche un pizzico di fortuna, noi l'abbiamo avuta e forse non abbiamo avuto la cattiveria necessaria nei 3 o 4 contropiedi che abbiamo costruito per chiudere la gara. Adesso 2 punti indietro al Mestre con un'altra partita fuori casa, le ultime 3 partite del Padova esterne, 3 sconfitte. È così, i fatti dicono questo, quindi non possiamo non pensare che fuori casa probabilmente non riusciamo a concretizzare la nostra mole di gioco. Oggi è andata così, però secondo me non abbiamo meritato di perdere. Partita sfortunata, 3 pali, occasioni da gol, però il Mestre vince e balza in avanti e ci supera. Sì, ma tutte le ultime sconfitte, le ultime 3 o 4 sconfitte, tutte così sono state, cioè facciamo 4-5 palle gol e poi perdiamo le partite. È preoccupante però, È preoccupante, quando c'è la sfiga è preoccupante, fino a un certo punto, cazzo, perché non lo so. Cioè io non ne posso più, facciamo 10 palle gol e poi siamo qui a avere ancora sconfitte, e dobbiamo rimetterci sotto per tornare in testa. Tornare in testa, ogni modo direi tutto oggi il Padova ha dato una dimostrazione di esserci come squadra. Ma no, ma la dimostrazione lo diamo da 20 partite, cioè non è il fatto di dimostrare, noi è dall'inizio che dimostriamo, purtroppo va così, cioè non si può, se il palo invece di essere esterno e interno, cioè è sempre così, pazienza, bisogna avere pazienza e lottare fino alla fine. Però reputi che sia esclusivamente la sfortuna quella che attanaglia il Padova attualmente? Ma sì, possiamo dire 1000 cose, però ti ripeto, tutte le sconfitte che abbiamo avute sono state immeritate, secondo il mio punto di vista. Poi si può parlare fino a domani, però siamo lì e dobbiamo lottare e basta.